L'azienda agricola Paulitti è nata negli anni 90, i miei genitori sono stati fondatori e hanno deciso di iniziare la produzione di piante stagionali in vaso, grazie al fatto che in questo territorio abbiamo anche l'acqua Fonte Paradiso, quindi il pozzo artesiano che all'epoca era già esistente. Con l'ingresso mio e dei miei due fratelli abbiamo deciso di rinnovare l'azienda. Oltre all'ampliamento abbiamo previsto di produrre fiori con l'uso di energie rinnovabili. Abbiamo installato una caldaia a biomassa legnosa alimentata da cippato che produciamo direttamente in azienda e abbiamo installato dei pannelli fotovoltaici sul tetto delle serre. Quindi ci siamo resi autonomi dal punto di vista energetico. Negli anni poi abbiamo avuto un surplus di energia termica dalla caldaia. Abbiamo cercato di capire come usufruire questa energia e dopo diversi anni di studi abbiamo deciso di iniziare la coltivazione nel 2021. Produzione di alga spirulina biologica ad uso alimentare. Questo progetto è nato anche dal fatto che la spirulina è l'alimento più sostenibile che esista in natura, in quanto non consuma acqua ma la usa solo per muoversi e crescere. Inoltre, grazie alla fotosintesi, assorbe CO2 e libera ossigeno, quindi contribuisce all'abbattimento dei gas serra. Infatti pensate che per ogni chilo di spirulina prodotta vengono assorbiti circa 2 kg di CO2 dall'ambiente. La spirulina è un integratore completo, considerata dalla FAO proprio un alimento per il suo altissimo valore nutrizionale e basso impatto ambientale ed è indicata a tutti, a chi segue diete vegane, vegetariane, a chi fa sport e a chi vuole dare energia alla propria vita mantenendosi in salute.